Sono Adriano Zasso e vi parlo dalla mia casa di Arese, in provincia di Milano, dove risiedo da più di 40 anni. Sono nato all'Istolade, frazione di Taibon a Gordino, in quella che era la scuola elementare del paese, dove insegnava la mia mamma, che, titolare della cattedra, aveva diritto all'appartamento per il maestro, collocato al piano superiore dell'aula scolastica che doveva contenere la cosiddetta pluriclasse, prima, seconda e terza elementare, tutte assieme. Per la quarta e la quinta i bambini poi si arrangiavano ad andare a piedi fino al capoluogo di Taibon. Ma mio padre era di Agordo e lei, la mia mamma, di Canacede, paesino di San Tommaso Gordino. Io appartengo a quel corso 1960-1965 dell'Istituto Minerario di Agordo, che ha dato lustro al nostro istituto con personalità di rilievo che si sono affermate nell'industria italiana di quegli anni. Noi siamo usciti da una scuola rinomata a livello nazionale, con un corso di studi molto apprezzato e per alcune materie specifiche paragonabile a corsi universitari corrispondenti. Abbiamo avuto la fortuna di avere insegnanti qualificati, non solo nelle materie tecnico-scientifiche, ma anche in quelle umanistiche e che hanno segnato la nostra formazione. Insegnanti per lo più giovani, capaci di trasmettere il piacere di imparare e di infondere in noi entusiasmo e desiderio di conoscenza. Tale era il loro fascino che per spirito di emulazione pensavo che anch'io avrei voluto fare l'insegnante in quella scuola. Di qui il desiderio di continuare a studiare e l'iscrizione all'università, la scelta della facoltà di ingegneria, l'impegno a studiare e a fare presto, consapevole di gravare per intero sulle finanze familiari, condizione aggravata dopo la prematura perdita di mio padre e il dover contare solo sull'incondizionato supporto di mia madre, maestra elementare, che si era fatta carico dei miei studi fino alla laurea. Nella mia formazione professionale ed umana non voglio dimenticare la scuola militare alpina di Aosta, alla quale fui ammesso dopo la laurea e che per il successivo servizio con il successivo servizio da sottotenente presso il 7° Reggimento Alpini ha contribuito a cementare spirito di sacrificio e volontà di non arrendersi mai, così comune alla gente delle nostre vallate. Congedato alla fine di settembre del 1972, mi sentivo pronto ad affrontare la mia vita professionale, consapevole anche della gran voglia di conoscere il mondo e del mai sopito spirito di avventura. Erano anni buoni, ancora caratterizzati dalla spinta del boom economico degli anni 60. L'industria nazionale era ancora in crescita e le opportunità che si presentavano erano molteplici. Fra le tante, ho avuto anche quella di fermarmi ad Agordo a fare motorini all'Arizzato, presso quella fabbrica a Gordina, da poco insediata. Avevo svolto una tesina per l'esame di impianti ed ero stato molto bene accolto, sia dalla direzione che dai colleghi di lavoro. Vi rimasi qualche mese, poi mi resi conto che la fabbrica non era la mia aspirazione e con qualche rammarico lasciai questa bella opportunità attratto dalla proposta di una delle maggiori imprese italiane di montaggio di impianti industriali, la Soimi, con sede a Milano e che era stata fondata da pochi anni proprio da un bellunese, diventato poi famoso nel settore degli impianti,
l'ingegnere Eugenio Del Ponte. La sua IMI aveva conquistato il mercato, sia nazionale che estero, grazie alla qualità del suo personale e dei servizi forniti, ed aveva cantieri sia in Italia che all'estero, nei settori che erano ancora in piena espansione: petrolchimico, raffinazione petrolifera, siderurgico, energia, centrali termoelettriche, cementifici, infrastrutture. Così, a 27 anni non ancora compiuti, dopo un breve tirocinio in sede a Milano, fui spedito a farmi le ossa a Ottana, in Sardegna, dove stava sorgendo uno dei più grossi impianti petrolchimici italiani. Per noi voleva dire andare a montare uno dei principali impianti del complesso, quello delle fibre acriliche, fornito dalla Montefibre del gruppo Monte Edison, che assieme ad Eni era partner del costruendo stabilimento. Ben presto mi appassionai alla vita di cantiere, alla vita all'aria aperta, alle lavorazioni sempre diverse, delle quali l'estro e la fantasia, coniugata con l'esperienza degli addetti ai lavori, capocantiere e assistenti in primis, dettavano i ritmi quotidiani imposti dai programmi. E nei fine settimana non lavorativi c'erano le meraviglie della Sardegna tutte da scoprire. Ci rimasi per oltre 2 anni, durante i quali, oltre ad imparare il mestiere, trovai anche il tempo di convolare a nozze con la mia compagna di sempre, e dalla Sardegna me ne tornai con il grado di Field Superintendent e un figlio appena nato. Poi fu la volta di Acerra, Napoli, per un altro impianto della Montefibre, stavolta fibra poliestere. Fu un cantiere difficile, segnato dai problemi finanziari del committente e le diatribe sindacali legate alla continuazione dei rapporti di lavoro del personale locale, che mal sopportava l'idea dei licenziamenti per fine lavori. Vi rimasi altri 2 difficili anni, inizialmente nella posizione di Deputy Site Manager e poi in quella di Site Manager. Cantiere complicato, ma, come è facile immaginare, anche fonte di nuove importanti esperienze. Da queste 2 trasferte avevo appreso i fondamentali del construction management: l'organizzazione del cantiere, l'ingegneria della costruzione, l'analisi del lavoro, la pianificazione delle sequenze, la stesura dei programmi, il dimensionamento delle risorse, lo studio dei sollevamenti importanti, la scelta del metodo, gru, martinetti idraulici, derrick, falconi, il dimensionamento delle gru, la logistica dei trasporti, la pianificazione dell'arrivo in time dei materiali da montare, dell'importanza della disponibilità in cantiere della documentazione, disegni e specifiche di progetto. A quel punto fui giudicato pronto per un'altra importante esperienza: il cantiere all'estero. E l'occasione venne in sequenza un cementificio da 800.000 tonnellate anno ad Ashaka, nel Bauchi State, in piena savana nigeriana, dove era insediato un grandioso giacimento di marna cementifera di prima qualità. È stata questa una delle esperienze più significative e importanti della mia carriera.
c'era da montare l'intero cementificio, dal primary crusher fino agli impianti di insaccamento del cemento. Avevo 31 anni. Con i timori che si possono immaginare, affrontai la nuova avventura. Avrei dovuto andare lì per 2 o 3 mesi, il tempo di stendere il programma lavori e poi tornare, così diceva il mio direttore. Ci rimasi per 2 anni, disperso nel bush, assieme a un manipolo di 120 specialisti espatriati italiani e 500-600 nigeriani, manodopera locale. Ci trovammo ad affrontare problemi organizzativi e logistici a non finire, a cominciare dai 750 km di strada per il primo aeroporto internazionale, quello di Kano, dei quali 150 km di semplice sterrato, era famosa, la Ninghi Road si chiamava, cosparso dalle carcasse dei veicoli che ogni giorno si schiantavano uscendo di strada. La necessità di costruire in fretta il campo per ospitare le maestranze, la sua gestione, la difficoltà a reperire risorse ed errate alimentari, in parte spedite dall'Italia, ma giacenti da mesi sulle navi in rada nel porto di Lagos, super congestionato. Anche le comunicazioni con l'Italia erano precarie. L'unico mezzo era il telex, installato nella base di Kano, e con il quale noi dal cantiere comunicavamo con brevi messaggi via radio quando radio e tempeste magnetiche lo consentivano, perché spesso sta radio non funzionava proprio. Il cliente era la Portland, l'inglese Cement Portland, poi Blue Circle, specialista in ingegneria e produzione di cemento. Fui spedito là a ricoprire la posizione di planning engineer, anche se fino allora io i programmi avevo solo partecipato a farli, avevo visto farli. Il cliente aspettava da tempo che questa posizione fosse ricoperta ed era furente per il ritardo. Così aveva pensato a me e io non potevo più tirarmi indietro. Nell'arrivo in cantiere, accompagnato dal mio direttore, fui subito presentato al cliente. E durante la riunione che ne seguiva, il project director della Portland mi chiese: "Are you a planning engineer?" "Yes", ebbi la forza di rispondere. E lui la bontà d'animo di non chiedermi di più. All'epoca il mio inglese era infatti prossimo allo zero. E ancora una volta mi venne in aiuto il mio vecchio capocantiere di Ottana, del quale ero diventato amico, fidato, e che avevo ritrovato ad Asciacca nella posizione di construction manager. Con il suo aiuto cominciai a stendere i programmi, analizzando sequenze e risorse necessarie, gli uomini, i mezzi di trasporto e sollevamento, un mare di saldatrici automatiche che necessitavano. Allora non esistevano i software di programmazione che oggi sono diventati di uso comune. Si faceva tutto a mano e se era necessario riprogrammare un'attività, ci passavi le notti a rifare i conteggi e rimettere le cose in ordine. E la sera studiavo inglese sulla grammatica dell'istituto minerario che mi ero portato appresso assieme al dizionario linguistico
e quello tecnico, il famoso Marolli. L'unico che parlava bene l'inglese era il site manager, un ingegnere anziano, almeno a me sembrava anziano, che sapeva poco di montaggi, ma nelle relazioni col cliente era bravissimo e mi aiutò tantissimo. E fu sicuramente merito suo se dopo un paio di mesi cominciai a disimpegnarmi con qualche frase per poi affrontare il mio corrispondente inglese con crescente disinvoltura. Con questo ragazzo inglese lavorammo assieme per mesi e ancora riservo gratitudine e riconoscenza per l'aiuto e il supporto ricevuto e per quella bella amicizia che era nata sul campo. Il lavoro procedeva bene, il campo era venuto bene, avevamo club e piscina, ci sembrava un club mediterraneo, con tante piante esotiche cresciute in una sola stagione. Eravamo dotati di medico italiano e di infermeria. Riuscivamo anche a organizzare qualche party invitando gli amici inglesi della direzione lavori che servivano da relax e da team building, sempre importante in progetti di questa portata. La gente era abbastanza tranquilla, anche se il pensiero della lontananza e dell'isolamento un certo timore lo lasciava sempre. Allora si rientrava a casa ogni 6 mesi, per 2 settimane di riposo, ed era la prima volta che succedeva. Prima di allora, quando si partiva per il cantiere all'estero, si rientrava solo a lavoro finito. La tragedia però era nell'aria e arrivò gravissima con la morte del capocampo. Se lo portò via la leptospirosi, malattia trasmessa dai topi che infestavano il mercato dove egli andava a approvvigionare frutta e verdura, ma che ci rendemmo presto conto anche gli esterni della nostra cucina. Era una malattia che all'epoca non lasciava scampo. Così fu evidente la precarietà della nostra situazione e la gente cominciò a avere paura. A peggiorare le cose arrivò poi un incidente in cantiere. Complice la solita imprudenza, uno dei nostri specialisti italiani cadde all'interno di un silo in costruzione. Recuperato con molta fatica, portato all'ospedale più vicino, una piccola realtà, ospedale, si può per dire, gestito da medici polacchi, dove gli furono riscontrate una serie di fratture. La società si adoperò per il tempestivo recupero del ferito con un aereo dell'Europa Assistance che lo riportò in Italia. E anche la salma dello sfortunato capocampo fu presto rimpatriata. Ma la preoccupazione e i timori rendevano instabile la situazione ed arrivò l'ammutinamento. La gente si rifiutò di scendere in cantiere e chiese di rientrare in Italia. A causa del turnover ero rimasto da solo ad affrontare questa improvvisa bufera. Trovai la forza di radunare il personale e le parole convincenti per far capire che non potevamo dimostrarci pavidi verso gli inglesi che stavano valutando il nostro operato. L'abbandono del cantiere sarebbe costato la rottura del contratto, con tutte le conseguenze economiche che ciò comportava per la società e alle quali non potevamo rimanere indifferenti. In qualche modo seppi stimolare l'orgoglio di ognuno e con la promessa che mi sarei adoperato per rendere il posto meno precario, la vertenza si ricompose e riprendemmo a lavorare. Un anno dopo l'impianto era in marcia
e produceva cemento di ottima qualità. A Natale rientrai a casa e il 1° gennaio successivo, 1980, ebbi la promozione a dirigente. Avevo appena compiuto 33 anni. Fui richiamato in sede a Milano e mi fu affidata la responsabilità dei servizi tecnici societari, con il compito di fornire supporto alle commesse e ai cantieri esteri, che nel frattempo erano diventati numerosi, e ricoprì questo incarico per gli anni successivi, 6 anni, viaggiando molto in Europa e presso i nostri clienti e presso i cantieri, per lo più in Nigeria e in Algeria. Un fatto da raccontare capitò nell'aprile del 1986, durante un sopralluogo nel cantiere Danieli di Zlobin, in Bielorussia, nella regione di Gomel. Mi trovavo là assieme al collega capocommessa quando avvenne l'esplosione del reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl, distante appena un centinaio di chilometri dal cantiere. E assieme a tutti gli altri presenti in cantiere, totalmente all'oscuro dell'accaduto, rimanemmo per giorni sotto il fallout atomico. Quello che era successo lo imparammo durante la tappa a Vienna del viaggio di rientro. Poco consapevoli della gravità della cosa, capimmo di più appena sbarcati a Linate, dove ci stava aspettando un collega con il contatore Geiger per misurare la radioattività nostra e dei nostri vestiti. Fortunatamente i valori erano minimi, confermati dalle visite del giorno dopo presso il centro Enea di Bologna. Avevamo peraltro scampato un bel pericolo. Sappiamo cosa successe in Italia e in Europa in quei mesi successivi e la conferma, peraltro, che non era successo niente di grave a noi, venne solo negli anni successivi, quando nessuno di noi ebbe, grazie a Dio, a lamentare disturbi legati all'esposizione radioattiva. Seguirono poi anni meno brillanti, segnati dal crollo degli investimenti degli impianti sia in Italia che all'estero. Molte imprese concorrenti fallirono, altre semplicemente sparirono, cancellate dal mercato sempre più ridotto. Il disagio all'interno della società aumentava. Quella bella avventura vissuta come dentro una famiglia di colleghi capaci e leali che pensavo non dovesse finire mai, volgeva invece al termine. La Soimi stava per essere ceduta e fu acquistata dalla BB Sae Sadelmi, interessata al nostro portafoglio ordini che si era arricchito di commesse Enel e si preparava a subentrare con proprio management e proprie procedure. Ed era ora di cercare un'alternativa. L'alternativa arrivò agli inizi dell'89 e fu la Tecnimont, la compagnia di ingegneria del gruppo Montedison con sede a Milano, che mi offrì la posizione di responsabile lavori, cioè di tutti i cantieri e dell'avviamento degli impianti in Italia e all'estero. Era un bel salto. Affrontai la nuova sfida con entusiasmo e fiducia, anche se il lavoro da fare era enorme.
Si trattava di preparare un servizio costruzioni in grado di affrontare le commesse chiave in mano che la società si preparava ad acquisire in Italia e soprattutto all'estero. Fino ad allora le commesse acquisite dalla Tecnimont si limitavano a contratti per la fornitura dell'ingegneria e materiali, cioè apparecchiature degli impianti in questione, con l'esclusione della costruzione che era invece a totale carico del cliente. Quei contratti, per lo più con l'ex Unione Sovietica e la Cina, prevedevano anche la supervisione alla costruzione, ma volta a verificare che il cliente o le sue imprese di costruzione costruisse in conformità al progetto con il risultato di un impianto in grado di fornire le garanzie di performance contrattuali. Fornivamo quindi un team di tecnici che finivano per essere spesso dimenticati per anni nei posti più disparati della steppa russa o cinese, dove doveva sorgere l'impianto, con i tempi biblici delle imprese locali, per lo più statali. Ma il mercato stava cambiando. Ora i clienti offrivano contratti chiave in mano che comprendevano cioè anche la responsabilità della costruzione, da realizzare nei tempi previsti. Bisognava imparare quindi ad appaltare i lavori e gestire le imprese di costruzione, italiane al nostro seguito o anche locali. Questo richiedeva la riconversione del personale addetto e l'assunzione di nuove professionalità, non facili da reperire sul mercato. Anche la struttura di sede necessitò di essere adeguata allo scopo. Arrivarono presto nuovi contratti in Russia, in Iran, in Cina. Coprire tutti i cantieri con i capi cantieri e supervisori di disciplina validi e construction oriented fu un'impresa ardua e i viaggi in cantiere per dare supporto alle organizzazioni impiantate e verificarne l'efficienza diventarono routine. Furono anni di intenso lavoro in una società di ingegneria al top in Italia e in costante crescita grazie a strutture di ingegneria e di management di grande qualità, di cui ancora conservo ricordo e rapporti di amicizia. L'esperienza durò 6 anni, al termine dei quali il logoramento continuo, continui contrasti sempre maggiori con il mio superiore, mi indussero a cambiare aria. Me ne andai a malincuore, approfittando di un'offerta che mi era arrivata da una delle aziende storiche dell'impiantistica italiana, la CEI, Compagnia Elettrotecnica Italiana, che con un nuovo management tentava di rilanciarsi sul mercato. Seguirono 5 anni abbastanza difficili, complicati da fallimenti di aziende che per vicissitudini varie non erano più in grado di stare sul mercato. Così fu per la CEI prima e la Citicen di Rosignano dopo, dove ero arrivato con l'incarico di direttore operativo, trovando un ambiente familiare e delle ottime persone con cui lavorare, ma la dimensione prettamente locale e la precarietà finanziaria me la facevano vedere di limitato ed incerto sviluppo. Nel frattempo, la società, con un raggruppamento temporaneo di impresa, un RTI, con Tecnimont, aveva acquisito un nuovo contratto con Edison per la fornitura chiave in mano di una nuova centrale
termoelettrica a ciclo combinato da 800 megawatt da costruire ad Altomonte in Calabria. Dopo 2 anni trascorsi in Brasile, lontano dalla mia famiglia, desideravo un avvicinamento. Così mi candidai per dirigere anche questo lavoro. La mia richiesta fu accolta e nel giro di qualche mese lasciai il Brasile per Altomonte. Misi su casa a Cosenza, distante una quarantina di chilometri dal cantiere, ma che mi era sembrata carina e piena di vita, legata anche alla presenza dell'Università della Calabria. Anche questa fu una bella avventura da ricordare. Cercai di portare anche lì l'entusiasmo brasiliano del quale avevo appena fatto il pieno, e questo fu apprezzato da tutto l'ambiente, dalla direzione lavori del cliente, dalle imprese cui avevamo appaltato i lavori, ma in generale anche dalla gente del posto. E il lavoro proseguì rapido nel rispetto dei tempi stabiliti. La centrale entrò in esercizio 2 anni dall'inizio del lavoro e anche questa avventura stava finendo. Si stava prospettando una promozione per una posizione di sede a Torino, per il coordinamento e la supervisione di tutti i cantieri della società, ma in quei giorni arrivò un'altra chiamata, quella dell'Ansaldo Caldaie, che aveva appena acquisito un interessante lavoro in Turchia. L'Ansaldo Caldaie cercava un project manager per questa nuova commessa e aveva l'ufficio a Gallarate, cioè a 20 km da casa mia. E anche lo stipendio era interessante. E dopo tanti anni passati lavorando lontano da casa, avevo un po' l'occasione per stare un po' vicino alla mia famiglia. Con il rammarico di lasciare la direzione cantiere che tante soddisfazioni mi aveva date in tutti quegli anni e la delusione del mio direttore che aveva in programma di portarmi con sé a Torino, optai per l'Ansaldo Caldaie. Il progetto era molto interessante. Si trattava della modernizzazione di una centrale termoelettrica a vapore situata all'interno del complesso petrolchimico Petkim di Aliaga, in Turchia, e alimentata da 4 caldaie a olio combustibile da 110 megawatt l'una. Si dovevano sostituire i vecchi bruciatori con dei nuovi di ultima generazione e tutte le parti usurate delle caldaie e delle macchine che le ispezioni avevano evidenziato essere in precarie condizioni. Poi convertire i sistemi di controllo a quadro sinottico con moderni sistemi computerizzati e introdurre nuovi quadri ed apparecchiature elettriche. In più c'era da inserire un nuovo ciclo combinato, turbina a gas con sistema di recupero calore, dei gas di scarico e produzione aggiuntiva di vapore. Ed io, forte di un team di progettazione Ansaldo Caldaie tra i più qualificati al mondo, di un partner altrettanto preparato come la Carlo Gavazzi per la parte elettrica e di controllo, e di un'impresa locale di valore, la Tocar, e di un cliente tra i migliori incontrati per competenza e disponibilità, andai avanti col lavoro che procedette liscio e senza intoppi, o quasi perché mancammo un bonus molto interessante per l'inatteso cedimento di un tubo vapore di una caldaia che scoppiò. E dopo 2 anni e mezzo si concluse però nei tempi stabiliti, con la consegna della centrale perfettamente funzionante. Il rapporto con la società era complessivamente buono e avevo goduto di totale libertà di gestione del progetto e del contratto.
anche in quegli ultimi tempi un cambiamento del top management aveva però evidenziato problemi societari che peraltro non avevano toccato né me né la mia squadra, ma il rapporto di fiducia precedentemente instaurato non aveva più quella solidità iniziale. Mi fu prospettata la direzione di un nuovo progetto in Egitto, ma i nostri interessi non trovavano più la coincidenza. Nel frattempo, la Fiat Engineering, diventata ora Maire Engineering, con la cessione dalla Fiat alla Maire, e poi col tempo ancora alla Maire Tecnimont, stava acquisendo un nuovo importante contratto in Brasile per 2 centrali termoelettriche a carbone da 3 per 360 megawatt, quella di Pecém, Fortaleza, e da 1 per 360 megawatt a San Luis. Il cliente era un'importante società mista costituita da EDP, Energia do Portugal, e MPX, una società brasiliana. Ripresi i contatti con la società. Nel giro di un paio di mesi, dopo aver chiuso il mio rapporto con Ansaldo Caldae, ero di nuovo a Torino assieme ai miei ex colleghi del gruppo Energia. E per questo nuovo gravoso impegno avevo accettato il ruolo di project manager della centrale di Pecém. Mi resi subito conto di come fosse il progetto più grosso da me mai affrontato. Quasi 1 miliardo di dollari americani di contratto da affrontare assieme al Gotham mondiale della tecnologia specifica, dagli inglesi della Babcock Wilcox per le 3 caldaie a vapore, alla Siemens e Westinghouse per le turbine a vapore e i generatori, agli impianti di trasporto e stoccaggio del carbone con chilometri di nastri trasportatori per il trasferimento del carbone dal porto alla centrale e questi giganteschi stacker e reclaimer per il movimento degli stockpile di carbone. Tante difficoltà gestionali da affrontare, stemperate da un ambiente, quello brasiliano, tra i più belli e accoglienti al mondo. Il piacere poi di ritrovarlo dopo tanti anni rendeva tutto meno gravoso e più accettabile. L'impegno personale durò circa 4 anni, con continui viaggi in Brasile, Germania, Stati Uniti. Purtroppo il nostro grande entusiasmo si andò via via affievolendo a mano che scoprivamo come le risorse rese disponibili dal contratto fossero purtroppo inferiori a quanto necessario, e si sa quanto si lavori male quando i soldi non sono sufficienti alla gestione dei fornitori e delle imprese. Dopo 4 anni molto intensi e sotto molti aspetti ricchi di soddisfazione, era giunto il momento però di dire basta e dare l'addio a quel mondo che tante soddisfazioni mi aveva dato e occasioni di crescita professionale che peraltro credo di aver ripagato con tanto impegno e dedizione e qualche successo, e qualche bel successo. A coronamento della mia vita professionale era giunto il momento di dedicarmi alla commessa più bella, la ristrutturazione della casa di Agordo. Un impegno di più di 2 anni trascorsi gestendo, come sempre, progettazione, acquisti, appalti e costruzione. E al termine il piacere della soddisfazione raggiunta dal mio committente, la mia famiglia.
ritornare appena possibile nella nostra bella casa di Agordo mi riempie sempre di serenità e di gioia. Quelli che seguirono poi, fino ai tempi più recenti, sono impegni abbastanza minori, affrontati in qualità di consulente a vari progetti ed iniziative, dando il mio supporto di esperienza a ditte ed amici che negli anni erano stati colleghi e collaboratori e sapevano di trovare l'aiuto di cui avevano bisogno. Ma anche queste sono state piccole soddisfazioni che a fine carriera si sono fatte apprezzare. E siamo alla fine, alla conclusione. E io questa storia l'ho scritta, di getto, perché rimanga una traccia della mia vita professionale e le voglio dedicare a mia moglie e a mio figlio, che mi sono sempre stati vicini, condividendo i momenti esaltanti, ma anche quelli difficili che ci sono stati e durante i quali so di avere colpevolmente trascurati. Ma soprattutto la dedico alle mie nipotine, che quando sarà ora magari avranno la curiosità di sapere un po' dell'avventurosa vita del loro nonno. E poi lo dedico a tutti quei giovani allievi della nostra amata scuola mineraria di Agordo, che leggendo queste righe magari si immedesimeranno nella mia storia, così da sentire dentro quel qualcosa che accenda in loro la voglia di conoscenza e di avventura, quella voglia di fare, di misurarsi con gli altri e con se stessi, di crescere, di conoscere posti e gente nuova, di imparare la loro lingua e di sentirsi cittadini del mondo. Far crescere i giovani che mi sono stati affidati negli anni è sempre stata una mia ambizione, e trasmettere loro le mie conoscenze per avviarli al mestiere per me più bello del mondo, che è quello dell'ingegneria dei grandi impianti, della gestione dei progetti e della costruzione, una delle soddisfazioni maggiori, nella convinzione che nascano ancora giovani agordini che come me allora abbiano l'ansia di scoprire cosa ci possa essere fuori dal Sas de San Martín.